A Venice in Question, il seminario della Deputazione di Storia Patria per le Venezie, dedicato alla presentazione delle ricerche di giovani studiosi di studi veneziani, ma non solo, anche di studiosi che con Venezia si confrontano in vari modi anche dall'esterno, e direi che è proprio il caso che abbiamo oggi. Oggi presentiamo la ricerca di Daniele Ognibene, un giovane studioso di storia medievale che si occupa in particolare di 300-400 e che sta per terminare il suo dottorato all'Università di Ginevra in cotutela con l'Università di Bologna. Daniele oggi ci parlerà di itinerari speziati, Venezia, Bologna e il commercio delle spezie tra XIV e XV secolo. A discutere la ricerca di Daniele Ognibene ci sarà il professor Luca Molà dell'Università di Warwick. Provo imbarazzo a riassumere il curriculum del professore perché è lunghissimo e prestigiosissimo. Ricordo solo brevemente i suoi studi fondamentali condensati in 2 monografie particolari, quella sulla comunità dei Lucchesi a Venezia, pubblicata dall'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti nel 94, e quella pubblicata in inglese sull'industria della seta nel Rinascimento veneziano, tema che poi Luca Molà ha esteso alla comunità di Lucca e in generale al contesto toscano, dove si è occupato variamente di commercio, di industria e soprattutto di innovazione tecnologica. In particolare a riferimento al tema dell'innovazione e della creatività, Luca Molà si sta occupando da anni di un progetto di ricerca dedicato allo studio dei brevetti nel contesto fiorentino soprattutto, se non erro, e attualmente direttore presso l'Università di Warwick del Center for the History of Innovation and Creativity, ed è coinvolto in numerosi altri comitati scientifici e progetti di ricerca di livello internazionale. Prima di dare la parola a Daniele Ognibene e a Luca Molà, desidero ricordare al pubblico che ci ascolta da casa quali sono le modalità di svolgimento di questo seminario online. Ci sarà una prima parte della durata di circa un'ora, diciamo, poco meno, in cui Daniele e Luca discuteranno della ricerca di Daniele, seguita poi da una seconda parte in cui lasceremo spazio alle vostre domande, alle vostre riflessioni. Per esprimere commenti e questioni varie potete utilizzare 2 modalità. La prima è quella per iscritto tradizionale, ovvero scrivete le vostre domande sulla sezione commenti del canale YouTube della Deputazione di Storia Patria per le Venezie da cui ci state seguendo, oppure se ci state seguendo dalla pagina istituzionale della Deputazione su Facebook, utilizzate la sezione commenti relativa. Se invece preferite interagire direttamente a voce, comparendo quindi anche in video e quindi avere un rapporto più diretto con Daniele e col professor Molà, scriveteci all'indirizzo mail che comparirà in sovraimpressione per tutta la durata del seminario e che è deputazionevenezia@gmail.com. Se ci scriverete noi vi forniremo il link subito, nel più breve tempo possibile, e voi cliccandoci sopra potrete apparire in cam e quindi porre la vostra questione, la vostra domanda o la vostra riflessione. Non mi dilungo ulteriormente perché siamo già partiti con un lieve ritardo. Quindi lascio volentieri la parola a Luca Molà che può rivolgere le sue domande e con me ci si vede più tardi. A presto. Allora, grazie dottoressa Setti, grazie anche al dottor Di Bello e a Venice in Question per l'invito, perché devo dire che forse il motivo per cui sono qui non è che sia un esperto di storia bolognese da sempre, però negli ultimi anni ho lavorato molto sulle fonti
di periodo precedente a quello di cui parlerà oggi il dottor Onibene, quindi dall'inizio del 300 fino alla seconda metà più o meno. Ho letto, e sono l'unico qui che ha letto naturalmente il testo del dottor Onibene, il paper, che ho trovato molto molto bello e estremamente interessante la ricerca. Quindi prima di tutto faccio un complimento subito al dottor Onibene. Credo che sia una ricerca che aprirà diversi nuovi scenari, insomma, nella storia economica, non solo bolognese, del tardo 300 e del 400. Comincio da una domanda di servizio, perché non avendo nessuno letto il paper, parliamo soprattutto di una fonte particolare, questa fonte daziaria che lei ha studiato. Ecco, se ci dà un attimo un'idea di come è strutturata questa fonte, quali sono i pregi, quali sono i limiti. La mia domanda è anche, è unica nel panorama italiano o abbiamo altri casi simili? Io penso ad esempio ai registri della Gabella Maggiore di Lucca, naturalmente in un contesto ben diverso, città più piccola, città insomma, geograficamente ben diversa dalla situazione di Bologna. Ecco, partirei da qua e le lascio a lei la spiegazione, quindi agli ascoltatori. Beh, dunque, io prima di tutto desidero ringraziare moltissimo, in primo luogo, Daniele Di Bello, un mio collega ma anche un mio amico, che mi ha invitato l'anno scorso a partecipare a questa bella iniziativa, quindi veramente lo ringrazio moltissimo. E ringrazio anche Cristina Setti che ci ha presentato ed è qui con noi oggi, e poi non posso che non ringraziare il professor Molà che si è reso disponibile a leggere il mio paper e soprattutto non solo a leggerlo ma anche a capirlo e a fare delle domande e anche sentirci nei giorni scorsi con quesiti veramente molto pertinenti e insomma è sempre un piacere dialogare con lei. Dunque, io per i registri avrei preparato una slide che la regia potrebbe mandare in onda, credo. Prima di tutto comincio a parlare di che cosa sono questi documenti. Questi documenti sono i registri del dazio della mercanzia e si conservano presso l'Archivio di Stato di Bologna. Prima di tutto la prima domanda è che cos'è il dazio della mercanzia. A Bologna il dazio della mercanzia è una gabella generica, nel senso che non è specializzata come altre gabelle nel esigere il dazio di specifici prodotti, come ad esempio la gabella del vino, la gabella dei gamberi e dei pesci, studiata anche di recente da Francesca Pucci Donati, o la gabella dei frutti, ma al contrario coinvolge al proprio interno veramente una vasta gamma di prodotti, a partire dai tessuti, e per tessuti intendo qualsiasi tipo di panno, di lana, il cotone, anche le sete, il cuoiame, dei metalli lavorati e non lavorati, delle sostanze coloranti, altri tipi di prodotto. Mi dilungherei troppo a elencarli tutti, ci sono dei tariffari lunghissimi che li definiscono con grande precisione, e infine molte derrate alimentari e le spezie. La mia ricerca si è soffermata soprattutto su questi due ultimi prodotti, non solo perché io mi occupo di storia dell'alimentazione e del vino, ma anche perché effettivamente le spezie rappresentano una delle merci più importanti, anzi per la precisione la seconda merce più importante in questi registri. Sono solamente superate dai tessuti e cosa che non stupisce, visto che molti degli operatori commerciali erano fiorentini, ma a volte si giocano il primato per il primo posto, quindi sono una costante a livello quantitativo, a livello per la continuatività con cui si presentano nelle fonti, quindi mi è sembrato giusto indagarle perché è un tema molto, a mio avviso, molto importante su cui bisognerebbe ancora dibattere. Questi documenti si conservano in Archivio di Stato a Bologna dal 1388 fino al 1448, quindi coprono un lungo periodo di tempo, anche se vi sono delle lacune, quella più importante è alla fine del 300, perché l'ultimo registro che abbiamo è del 1392, dopodiché c'è un salto temporale fino al 1407, motivo per cui nel paper che ho mandato al professor Molà ho parlato soltanto dei registri di fine 300, e i registri del 400 invece
erano troppo lunghi da analizzare, anche se li ho analizzati per il mio dottorato, ma non aiuta, non serve, diciamo, compararli, anche perché mentre per la fine del 300 abbiamo più di un registro per ogni anno, nel 400 abbiamo solo un registro ad anno. Questo perché? Perché esistono due tipi di registri, sono redatti allo stesso modo, però c'è una categoria che si chiama i registri gli universalia, la seconda invece sono i registri nominali. La grande differenza tra questi due registri, e l'unica differenza, perché poi come ho detto da un punto di vista redazionale sono uguali, è che gli universalia contengono le spedizioni effettuate da una pluralità di mercanti, mentre invece i nominali solamente da un singolo mercante. Normalmente si tratta di mercanti che avevano un giro di affari molto vasto, capaci di effettuare moltissime spedizioni dalla città di Bologna, e quindi normalmente gli veniva conferito un registro privato, cosa che poi poteva variare, quindi dei mercanti che avevano un registro privato a volte poi non ce l'hanno più, ma li ritroviamo negli universalia, altre volte invece poi ritornano ad avere un nominale. L'unica famiglia che incontreremo anche poi più avanti, che ha sempre un nominale, è quella dei Nelli, che sono degli storici partner di Francesco Datini e che staranno a Bologna dagli anni 70 del 300, quando ancora non ci sono registri, ma li ritroviamo anche negli anni 40 del 400. Quindi hanno un'esperienza veramente di lunga durata a Bologna. La mia ricerca era l'obiettivo era quello di studiarli tutti fino al 1448, però tuttavia per via delle condizioni disastrose dovute alla pandemia, il professor Molà lo sa già, gliel'ho spiegato l'ultima volta che ci siamo sentiti, ho dovuto purtroppo tagliare la mia ricerca di dottorato fino al 1428, dunque 20 anni sono andati persi, è una cosa che mi è dispiaciuta particolarmente, come penso dispiace a tutti vedere la propria ricerca non finire come si vorrebbe, però in un futuro spero di poterci tornare sicuramente. Questa slide, per concludere, è una slide di una spedizione e con questa slide posso rispondere alla domanda del professor Molà, ovvero quali sono le caratteristiche di questi documenti, perché non sono una fonte unica nel panorama italiano. Il professor Molà ne ha citata una precedentemente, poi ci sono anche le gabelle di Pisa e ogni archivio italiano ha dei registri daziari. Diciamo che questa come fonte ha la peculiarità che non si tratta di registri daziari di importazione né tantomeno di esportazione. Cioè sono esportazioni, ma non dei prodotti locali che vengono prodotti a Bologna, sono registri daziari di transito, cioè si specializzano solo ed esclusivamente sulle merci che arrivavano a Bologna, sostavano a Bologna, venivano gestite da degli operatori commerciali che avevano principalmente proprio lo scopo di gestire vuol dire ovviamente presentare alla dogana la merce, nel caso gabellarla, nel caso delle spezie ad esempio, rigabellarla se ci sono stati dei problemi durante il trasporto, ridurre i contenitori nel caso in cui fossero troppo grandi e ci fosse una penuria di vetturali, insomma è un ruolo attivo, non è un ruolo passivo, e poi spedire la merce. Ecco, questa è come si presenta una spedizione. Abbiamo un avverbio item, perché questo è un nominale, il nominale di Matteo di Sernello di Ser Bartolomeo, che mittit invia a Firenze 3 balle, come potete vedere, 3 balle di Silvestri Barducci e Franceschi Marchi di Prato. Quindi c'è il suo nome più altri 2 mercanti. Questi 2 nomi sono stati fondamentali per la mia ricerca perché sostanzialmente loro agiscono come mercanti commissionari, nel senso hanno ricevuto la commissione di effettuare una spedizione di una merce che arrivava a Bologna e la merce è esattamente di Silvestro Barducci e Francesco Di Marco Datini, il noto mercante di Prato, su cui penso torneremo anche dopo. In questo caso invia 3 balle con il peso, che vedete è segnato qui, la data di pagamento della bolletta, segnato in questo caso qui, e poi la merce, in questo caso si tratta di chiodi di garofano, è un quantitativo piuttosto elevato, già per metterci nell'ottica sono 616 libbre, cioè circa 200 kg di chiodi di garofano, quindi proviamo a immaginare quanto siano, e questo è stato il mio punto di partenza, diciamo.
Come potete vedere, quindi ha un grande pregio per rispondere alla domanda del professor Molà, ovvero che sono estremamente sintetici e schematici, molto ordinati, cioè è facile riuscire a trovare dei dati e raccoglierli. Il problema però è che questo pregio è anche il suo difetto, in quanto, come si può vedere, non è una fonte didascalica, non ci si sofferma ad esempio sulla provenienza di determinati prodotti, c'è scritto soltanto dove stanno arrivando, dove stanno andando, dove stanno per essere spediti, e soprattutto ci sono pochissimi dettagli. Dunque il rischio di guardare questa fonte qual è, se ci si ferma solo su questa fonte? È di sostanzialmente avere una grande lista della spesa piena di carichi, piena di quantitativi, però non sapere bene cosa farsene, perché non so dove vanno, non so dove vengono, non riesco a capire il contesto commerciale nel quale si inserivano e così via. È stato possibile fare ciò proprio grazie alla presenza di questi due nomi, perché come potete vedere questa, poi dopo la regia, dopo aver visto questa slide, può chiudere il PowerPoint, questa lettera che è stata inviata nello stesso giorno in cui è stata spedita in cui è stata pagata la bolletta, è inviata a Francesco Datini, dove viene scritto appunto che mandovi questo dico, il nome di Dio, per Nanni Dicione, da Monteregi Vetturale, potete leggere scritta molto bene, 2 balle di garofani, segnate di vostro segno, dunque sono effettivamente di sua proprietà, che pesano, e mette il peso 480 libbre. Quindi delle 3 balle, 2 erano di Francesco Datini, una era di Silvestro Bartucci. Questo, e poi la firma, vedete, ma di Sernello in Bologna. Questo è stato fondamentale perché leggendo queste lettere di vettura, ricostruendo il tragitto, prego, la regia può togliere il PowerPoint, è stato possibile ricostruire diciamo, il contesto commerciale. Certamente, come grande difetto, queste fonti hanno il problema che quando non è possibile ricostruire il contesto commerciale, veramente sono quei classici dati quantitativi che a uno piacerebbe molto utilizzare, però poi sono difficili da contestualizzare, quindi di conseguenza anche da impiegare per ragionamenti storiografici. Grazie. Devo dire, da venezianista principalmente, io sarei molto felice di avere anche questi dati soltanto statistici, perché mi immagino cosa vorrebbe dire avere dei registri di questo tipo rimasti per il mercato veneziano, ma vabbè, questi sono naturalmente sogni. Certo. Arriveremo poi alle spezie con le domande, ma intanto certo. Volevo continuare con un'altra domanda forse introduttiva, ma che mi interessa, spero che interessi anche gli ascoltatori. Come si colloca la ricerca nell'ambito della storiografia bolognese? Perché qui il punto dei commerci veri e propri di Bologna sta aprendo un filone che non è stato tanto indagato, mi sembra, in passato per il periodo tardo medievale. Lei giustamente nel suo paper cita Roberto Greci, cita Jacopo Volpi, alcuni lavori, ma mi sembra che ci siano stati diversi lavori pregevoli anche recentemente per la parte corporativa, istituzionale, l'istituzione della mercanzia, per altri aspetti il prestito naturalmente, che è stato studiato per il 200, per il primo 300. Il commercio non è stato visto, non è stato neanche studiato. La mia impressione per il 300, che si dice secolo di crisi, è che lo si dica senza saperne un granché. Non voglio fare una critica naturalmente alla storiografia bolognese, ci sono buchi ovunque. Mi chiedevo, ecco, qual è la sua ambizione da un certo punto di vista rispetto alla storiografia bolognese, e la curiosità è nata da una domanda o dal ritrovamento della fonte che poi ha fatto partire questa ricerca? Dunque, parto dall'ultima domanda, ovvero che è partito casualmente, diciamo, perché io ho iniziato a lavorare su queste fonti durante la mia laurea magistrale, in cui ero seguito dalla professoressa Maria Giuseppina Muzzarelli, che non posso non ringraziare, mi ha seguito anche per il dottorato, quindi una presenza costante che mi ha lanciato direttamente nei documenti archivistici, dove ho imparato tutto sostanzialmente. E diciamo che è nato dal fatto che i quantitativi che trovavo in questi registri erano del tutto inaspettati, quindi ero molto sorpreso perché anch'io conoscevo un certo tipo di vulgata, diciamo, e non sapevo come
come riuscire a inserirli. Io ho passato molto tempo anche della mia tesi di dottorato a continuare a domandarmi dove sto sbagliando, ecco, perché c'era qualcosa che non tornava. Studiando il carteggio, ad esempio anche quello datiniano, e queste fonti, mi è sembrato quasi che la storiografia, e ripeto, questa è una scelta metodologica ed è del tutto giustificata, è legittima, quindi non sto neanche io criticando la storiografia bolognese, non mi permetterei mai, anche perché non sono nella posizione per farlo, devo ancora dottorarmi, per cui minimo di onestà intellettuale, umiltà non guasta. La scelta di guardare soprattutto al mercato interno bolognese o al mercato esterno bolognese, ma sempre visto come l'esportazione dei prodotti dell'industria manifatturiera locale bolognese, che lei conosce poi molto meglio di me, verso l'esterno. Dunque il commercio di seta, diciamo le arti a Bologna, i loro statuti, come erano organizzate, qual era il loro ruolo nella società bolognese, ma ci si è perso di vista un elemento che secondo me invece è molto importante, perché fra mercato di importazione e mercato di esportazione c'è un altro tipo di mercato che soprattutto nel tardo medioevo lo insegna moltissimo Melis, che io credo sto citando un gigante, me ne rendo conto, ma io penso che la sua lezione sia ancora molto 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 utile sotto una miriade di aspetti. In mezzo a questi due mercati c'è un altro mercato che è il mercato di transito, che è una parte fondamentale nella grande macchina medievale, perché ha a che fare con la logistica, e qualsiasi compagnia mercantile medievale, tardo medievale, soprattutto quella dei grandi mercanti, come li chiamava Federico Melis, per funzionare bene ha bisogno di una logistica impeccabile, il che vuol dire non solo una rete di contatti sparsa in ogni piazza di importazione o produttrice di prodotti, ma anche di personale, partner commerciali che stanno in sedi in cui la merce deve passare, che possono servire da osservatorio, diciamo, con altre città. Il problema è che, avendo guardato molto all'interno del mercato locale bolognese, è emerso che effettivamente alcuni, ad esempio, partner datiniani, nelle lettere che scrivono non sembrano così tanto entusiasti di mandare i prodotti locali bolognesi. Ci sono molte lettere, le transazioni non sono tantissime. Il problema è che invece la loro, come dimostrano questi registri in cui, ripeto, come ho detto prima, direi l'80-90% dei mercanti, almeno fino al 1410, è partner di Francesco Datini, ma anche successivamente continuano a collaborare tra di loro, passano sotto altre grandi compagnie, ad esempio il Banco Strozzi, alcune, ecco, però hanno effettivamente il ruolo di ricevere merce e spedirla. Quindi, ad esempio, una lettera che viene citata sia da Greci che da Volpi per identificare il ruolo di Bologna nei traffici commerciali alla fine del Trecento è una lettera che scrive Nello di Ser Bartolomeo, uno degli importanti partner datiniani di cui noi abbiamo tra l'altro vari registri che si sono conservati. Questa lettera, che io trovo molto, molto interessante, sostanzialmente in questa lettera il mercante dice che consiglia ai colleghi di Barcellona di non fondare la propria strategia su pregi di costi, cioè di non guardare a Bologna, non era la cosa importante, perché, spiega, questa non è terra mercantile. A quel punto l'idea quindi di Volpi e Greci è stata che Bologna effettivamente fosse un centro minore, non molto importante. In realtà in una lettera dopo, che tra l'altro viene citata sempre da Greci e Volpi, però Nello dice una cosa altrettanto importante, cioè lui dice sì, non è mercantile la città, però, attenzione, dice da Vinegia o da Pisa si fornisce quando è pace, e secondo i pregi della ragsonate qui. Quindi questo secondo me è un dettaglio estremamente importante. Lui non sta dicendo che Bologna da un punto di vista commerciale sia sostanzialmente inutile, dice soltanto che è un ottimo osservatorio per guardare Venezia e Pisa, quindi i due lati, diciamo, della penisola, due importantissimi sbocchi marittimi sul mare Adriatico e Tirreno,
e ragionare di là sui prezzi, perché tanto da Bologna sarebbero passate poi le merci e Bologna sarebbe servita proprio come centro di distribuzione. Anche perché io devo dire che se Bologna fosse centro minore, avesse avuto una crisi così grande nel 300 come centro commerciale, mi chiederei, la domanda che io mi sono fatta è stata: come mai la famiglia, ad esempio, di Nello di Ser Bartolomeo arriva a Bologna negli anni 70 e ci resta fino negli anni 50 del 400, insomma è una carriera notevolissima, si sta parlando di moltissimi anni, diciamo, di lavoro a Bologna. Quindi devo dire che in realtà io questa crisi bolognese non la vedo, anzi io proprio i registri partono alla fine del 300, negli anni 80, quindi nel pieno di una crisi che effettivamente c'è, cioè c'è una crisi politica. All'inizio del 400 la calata comunque di Gian Galeazzo Visconti, ovviamente, e la conquista di Gian Galeazzo Visconti nel primissimo anno del 400 ha ovviamente portato della confusione, del caos in una città che anche già da un punto di vista politico stava zoppicando, in più delle pandemie, scusate, sono abituato a quello che abbiamo appena passato, delle epidemie che avevano sconvolto la città di Bologna, avevano veramente fatto tribolare i suoi abitanti, però il commercio continua. Io vorrei solo citare, poi per chiudere, una lettera inviata, non posso dare il riferimento perché è inedita e ci sto scrivendo adesso un articolo, una lettera degli anni 90 scritta da un collaboratore da Tiniano, il quale scrive: nonostante tutti i problemi, lui ha appena detto che in città fino a qualche giorno prima stavano morendo una miriade di persone, che c'era il pericolo della guerra con Gian Galeazzo che minacciava il territorio bolognese. Lui però nella lettera scrive, ad un certo punto, secondo me è molto interessante, scrive: dentro la città non pare che abbia guerra niuna, ognuno attende a fare i fatti suoi. Quindi, e invita anzi Datini a venire a Bologna perché gli dice che è una città bellissima nella quale può venire. Quindi c'è una crisi, questo è vero, però probabilmente Bologna come centro gravitazionale delle merci di transito è talmente importante che supera un pochettino questa crisi. I fiorentini che sono dentro non smettono di investirci come mercato di transito. E tra l'altro Bologna fa di tutto per attirarli, per continuare ad attirarli, perché nei patti del Dazio della Mercanzia, che sono quei documenti che regolano da un punto di vista legislativo il Dazio della Mercanzia, ci sono delle esenzioni fiscali proprio per i fiorentini. Nelle tariffe noi leggiamo: pepe viene per somma, faccio un esempio, 10 soldi, e sottoscritto fiorentino paga 4, e ci sono sconti del 50, 60, 70%, e per di più ci sono ulteriori esenzioni nel caso in cui la merce fosse arrivata via fiume e fosse partita da Bologna per andare a Firenze. È specificato che doveva arrivare via Fiume e andare verso Firenze, che è sostanzialmente l'itinerario Venezia-Porto Pisano, studiato già a suo tempo da Federico Melis, anche se anche lui aveva detto che gli storici l'avevano sottovalutato. Benissimo, hai già un po' anticipato una risposta a una domanda che avrei avuto subito dopo, ma questa cosa della crisi continua mi fa riflettere sulle pagine di Richard Goldthwait, quando nel suo volume sulla storia economica di Firenze mette insieme tutte le citazioni di crisi fatte dai vari storici economici nel Medioevo, nell'età moderna fiorentina, e darebbe fuori che Firenze è sempre in crisi, perché certo. I momenti di crisi ci sono ovunque in questi periodi, sicuramente le guerre, le pestilenze, ma se posso dalla mia prospettiva, dal mio punto di vista, sto passando in questo momento i registri dei memoriali, quindi gli atti notarili di Bologna, negli anni 50, 60, soprattutto dopo la peste, il numero di persone che si definiscono mercator nei documenti aumenta in una maniera impressionante, quindi questo è già un dato che per conto mio lascia capire. E sulla posizione strategica geograficamente, ancora oggi di fatto di Bologna, lei è stato molto chiaro nel suo paper. Penso forse che gli studiosi di Firenze siano stati un po' timidi nel parlare di Bologna rispetto al... È vero che i fiorentini sono dappertutto e i commerci sono talmente grandi. Ma io penso che sì, cioè sia mancato nel senso, quello che
sia mancato proprio una riflessione in generale su questo anche ruolo dei cosiddetti mercanti cioè dei mercanti che ricevevano delle commissioni e che il loro ruolo era quello di rimanere in una città e non necessariamente fare atti di compra-vendita locale, ma anche semplicemente agire quasi come dei pistoni di una macchina che ricevevano merce e poi la spedivano. Il che forse io penso che, però questa mia idea è del tutto opinabile, io penso che sia perché anche questo tipo di commercio, parlo del mercato di transito, è meno visibile, è un po' diciamo più sotterraneo, però esiste a tutti gli effetti, e 2 forse non è visto proprio come un'attività mercantile, cioè l'attività mercantile vera e propria è l'acquisto di prodotti, la vendita di prodotti e fare del capitale, avere un guadagno sostanzialmente, ma in realtà non dobbiamo dimenticare che gli stessi mercanti, smistatori, commissionari, chiamiamoli come vogliamo, avevano poi una percentuale del loro lavoro, lo leggiamo guardando gli estratti conto, chiedono in cambio chiaramente di ripagare tutte le spese effettuate per il loro lavoro, e in più c'è una loro commissione, quindi hanno effettivamente un guadagno, motivo per cui queste famiglie di mercanti che troviamo a Bologna e che nonostante tutto, e questa è una cosa veramente pazzesca secondo me, nonostante tutto, nonostante le crisi, loro hanno continuato sempre a tornare a Bologna, nel senso, all'inizio del 300 alcune famiglie di mercanti fiorentini partner di Datini, di cui io ho dei registri a Bologna, gli scrivono dicendo che sono dovuti scappare a Firenze, poi dopo tornano subito. Arriva Gian Galeazzo Visconti, devono lasciare Bologna per tornare a Firenze, poi appena muore Gian Galeazzo Visconti tornano subito. È chiaro che loro ci vedevano un investimento, altrimenti uno non ci torna in questa maniera. Ecco. Quindi secondo me c'è anche questo dato, cioè che il mercato di transito fa meno scena, è meno visibile e quindi rischia di passare in secondo piano, quando invece, ripeto, questa è la lezione di Federico Melis, la logistica dietro alla grande macchina economica del grande mercante della fine del 300 è fondamentale. Melis insegna che il mercante ha come obiettivo quello di utilizzare, ed è vero, lo vediamo proprio anche nei registri bolognesi, di utilizzare qualsiasi rotta disponibile, di fare una sorta di spread dei propri investimenti, questo perché doveva tutelarsi, oltre a farlo tramite le assicurazioni, tutelarsi e occupare qualsiasi itinerario in maniera tale da essere sempre pronto con merci in arrivo, in movimento. Quindi in realtà è fondamentale il mercato di transito. Ecco, io avrei poi una domanda, ma la lascio dopo, la sposto verso la parte più metodologica, proprio sull'archivio Datini e l'uso delle fonti datiniane, che vediamo dopo. Andiamo proprio al centro invece del paper a questo punto, mi sembra, sulle spezie, che devo dire i dati che lei fornisce di questo, adesso lo dirà lei più chiaramente naturalmente con i dati precisi, sono veramente impressionanti, visti così letti isolatamente sicuramente sono impressionanti. Allora le chiederei un po' di parlarci di queste spezie, soprattutto in che direzione, ma è abbastanza chiaro in che direzione vanno. Ero colpito dal fatto che sì, c'è il pepe, ma tantissimo zenzero, ad esempio, e tantissimo zucchero, che sono è un elemento che, ad esempio, lo zenzero è sempre stato studiato abbastanza poco nell'ambito delle quantità di spezie che circolavano, ci si è sempre basati sul pepe. E poi volevo chiederle come si inserisce questa ricerca con i dati che ha sulle spezie, sul passaggio di questo materiale con la storiografia veneziana, con i commerci veneziani, perché i veneziani che poi portavano queste spezie con le flotte di galee, specialmente nel corso del 400, ai vari mercati dell'Europa occidentale, in realtà avevano forse nei fiorentini, non dico dei competitors, perché insomma era gente che acquistava sulla piazza veneziana, ma le chiederei un po' di darci il senso del punto centrale della sua ricerca rispetto alle spezie e di inserirlo nel contesto, in rapporto all'economia veneziana.
E qui le chiederei anche di capire un attimo quale potrebbe essere la differenza, quale è stata nella sua tesi, che io non ho letto naturalmente, tra il periodo per cui esiste un carteggio datiniano e il periodo invece oltre il 1410, per cui non c'è più poi questo carteggio datiniano. Allora, dunque, sì, le libbre di spezie che passano da Bologna sono veramente molto elevate, sono il dato che mi ha fin da subito colpito molto, e ho deciso di investire tanto su quello, il che poi mi ha portato per forza di cose a legarmi con Venezia, perché queste spezie a tutti gli effetti arrivavano da Venezia, erano acquistate da mercanti fiorentini che erano a Venezia e poi venivano mandate verso Ferrara, prima Porto Francolino, poi Ferrara, Bologna e da lì verso Firenze, su dei passi appenninici. Le libbre sono molto elevate, io adesso dico qualche dato, ad esempio ci sono circa 34 tonnellate di zucchero fra il 1388 e il 1392, scusate, 29 tonnellate di zenzero, 14 di pepe, 9 di zafferano, e sembra poco, però lo zafferano è fatto con i fiori dell'omonimo fiore, e basta andare su qualsiasi sito. Io ad esempio ho utilizzato dei siti della denominazione di origine dello zafferano dell'Aquila, dove c'è scritto quanti fiori servono per fare tot chili, e dopo, se uno fa dei calcoli, capisce che stiamo parlando veramente di quantitativi elevatissimi. E poi altre spezie minori, diciamo, fra virgolette, tra cui la cannella, chiodi di garofano, noci moscate, la galanga, liquerizia, cumino, e delle spezierie. Spezierie che è difficile capire bene di cosa si tratti. Un'ipotesi è che fossero spezie già miscelate tra di loro. Questo è un aspetto molto interessante su cui sto lavorando proprio adesso in un articolo che sto scrivendo. Ecco. Le quantità quindi sono veramente molto molto grandi. Devo dire che a quel punto effettivamente all'inizio della mia ricerca il mio obiettivo è stato, forse anche trascinato dal fatto, non lo so, inconsciamente dall'essere bolognese, di voler dimostrare che Bologna fosse un centro importantissimo per le spezie. In realtà, andando avanti, ho capito che questi dati mi sembravano così elevati perché partivo con un pregiudizio storiografico, cioè col pregiudizio storiografico che le spezie fossero estremamente rare in Europa, quando invece forse bisognerebbe ricominciare a dare una lettura diversa, diciamo, della storia delle spezie. Quindi per questo, da quel momento, anche aiutato da questi registri, che come dicevo prima sono registri di transito, quindi se uno legge dei registri di transito e si sofferma sulla città, non si cava un ragno da un buco, chiaramente, perché se è un movimento di merci, lo storico deve seguirle quelle merci, deve farsi trascinare dalla fonte, non può soffermarsi sulla propria città, visto che non erano sulla città, diciamo, in cui sta studiando, perché non si fermano lì le merci. Quindi Bologna serve sostanzialmente come porta, però bisogna andare oltre e bisogna vedere prima. Quindi questo mi ha portato a guardare anche a Venezia, e non solo a Venezia, a guardare anche ai principali importatori di spezie dal Medio Oriente. Allora, l'idea che mi sono fatto è che i veneziani prima di tutto non avevano nulla da perderci da avere i fiorentini a Venezia, perché gli acquistavano molte spezie, loro avevano un guadagno, anzi è nei periodi di crisi che secondo me emerge ancora di più l'interesse che i veneziani hanno sotto sotto, anche se a volte non lo dimostrano sempre, però sotto sotto nell'avere i fiorentini lì. Mi riferisco ad esempio al 1400-1401, quando noi sappiamo che la Siria venne invasa da Tamerlano e nel 1401 cade Damasco, e questo ovviamente ha un eco diciamo, in Europa, soprattutto nelle piazze in cui effettivamente si commerciano prodotti dal Medio Oriente, come le spezie, ma non dimentichiamo neanche il cotone, che è un altro prodotto molto importante. Arriva questa notizia e chiaramente comincia a essere seguita da quelle che oggi definiremo fake news, da quelle che oggi definiremo, diciamo, idee geopolitiche un po' balzane, ecco.
E quindi ci sono i mercanti fiorentini che ad esempio scrivono proprio in quegli anni ai loro partner dicendo che i veneziani gli assicurano che prima o poi torneranno le spezie, però adesso il prezzo salirà. Quindi c'è sempre un dialogo fra veneziani e fiorentini. Poi ovviamente dopo cominciano a esserci delle lettere in cui i fiorentini dicono che i veneziani parlano per frasche, come dicono loro, cioè inventano balle per avere un guadagno e non essersi preparata a un'invasione annunciata sostanzialmente. Però tra l'altro questo è un altro argomento che andrebbe ancora molto molto indagato, soprattutto per quanto riguarda il commercio delle spezie. Ma ecco che guardando a Venezia e guardando ai carichi di navi veneziane, e non solo, anche ai carichi di nave catalana, genovesi, improvvisamente i carichi di Bologna svaniscono, cioè nel senso sono ridicoli. Io ad esempio c'è stata una pubblicazione molto bella con dei carichi di navi catalane che nel 1404 faceva vedere che erano arrivate in Catalogna 88 tonnellate di spezie. Ecco, tramite due navi erano riusciti a caricare questi quantitativi. A Bologna nel 1388 ne passano in un anno 79. Quindi 2 sole navi erano riusciti a trasportare più di quanto era passata a Bologna in un anno. Questo perché chiaramente Bologna non aveva la rotta di Bologna, partiva da Venezia, attraversava scendeva per il Po, poi dopo per i canali che portavano a Bologna, ma per andare a Firenze l'unica strada possibile era quella appenninica, che siano gli Appennini tosco-romagnoli o quelli tosco-emiliani per la cosiddetta via della Sambuca che portava a Pistoia o via Maestra di Saragozza come è chiamata a Bologna. Si tratta di sentieri ripidi, basterebbe citare gli studi di Luciana Frangioni per capire cosa voleva dire per dei vetturali attraversare quei sentieri, bisognava stare attenti. C'è una lettera di un mercante bolognese che scrive ad Atini dicendogli che i chiodi di garofano che gli ha inviato arriveranno tardi perché il mulo è caduto giù per una china 10 miglia da Bologna e si è fracassato il basto, che è la sella ovviamente del mulo. Non sappiamo che fine abbia fatto, sappiamo però che fortunatamente il carico non si era distrutto e quindi, anche perché cercare per un pendio 2 balle di chiodi di garofano è come cercare degli aghi in un pagliaio gigantesco. Quindi il mio rapporto con Venezia ad un certo punto, se all'inizio era partito forse come competitività, anche dal mio punto di vista, anche perché a volte gli sembra quasi che quando studiamo storia dobbiamo sempre cercare un po' la competitività, diciamo, no? fra 2 centri commerciali. In realtà spesso erano più sincronizzati di noi, partiamo veramente, mi sembra, prevenuti in certi casi. Non è più diventata una questione di quale fosse il centro più importante, perché Bologna senza Venezia non sarebbe esistita a livello come centro di smistamento delle spezie, mentre invece Venezia da sola avrebbe continuato ad esistere anche senza Bologna, avrebbe fatto semplicemente i suoi traffici senza smistarli. Quindi a quel punto la mia ricerca ha fatto secondo me un passo in avanti, nel senso che non era più studiare le spezie che passavano a Bologna, ma le spezie che arrivavano in Europa. E quello è veramente un punto focale, secondo me, attualmente della storiografia e soprattutto della storia dell'alimentazione, che spesso ha vissuto molto sulle spalle della classica vulgata che le spezie sono un prodotto elitario, un prodotto rarissimo da far arrivare, mentre invece se noi andiamo a guardare i carichi di nave e guardiamo anche le vie secondarie, come può essere Bologna, che a tutti gli effetti non è per sminuirla adesso perché sto parlando con dei venezianisti e non voglio fare captazione benevolenza ovviamente, però Bologna era una scorciatoia a tutti gli effetti, non era nulla in confronto alle grandi rotte che solcavano le galee veneziane delle mude, ma non solo delle mude, anche le navi private che sono estremamente importanti. Quindi a quel punto il rapporto con Venezia è diventato un rapporto, cioè è grazie proprio ai dati veneziani che ho potuto cominciare a guardare anche i dati genovesi, i dati catalani e riflettere ancora più in generale. Però sicuramente Bologna non faceva competizione con Venezia. I veneziani ne avevano un guadagno, tanto in piazza c'erano fra
mercanti di area germanica, di area italiane di varie origini, era pieno. Quando arrivavano le spezie normalmente loro le acquistavano, quindi portando un grande guadagno, e poi le spedivano. E i veneziani riuscivano comunque a tenere fede ai propri interessi economici che gestivano loro stessi. Ecco, spero di aver risposto, magari mi sono perso. Assolutamente, sì, diciamo che questo immagino quindi che abbia usato, non erano citate nel paper che ho ricevuto, però avrà usato e userà poi in futuro della sua ricerca le lettere datidiane da Venezia, quindi sì, no, immagino quelle fondamentali, che sono state usate da alcuni studiosi dell'economia in passato e sono una miniera ancora, diciamo, in buona parte da esplorare. Sì, sono davvero, come dice lei, sono proprio da esplorare tantissimo quelle lettere. Devo dire, sono piene di informazioni molto, molto interessanti. Io, un parente di alcuni mercanti che erano a Bologna, era appena partito per il Santo Sepolcro, stava tornando, arriva lui con la notizia dicendo Tamerlano marcia su Damasco e Damasco cadrà. Quindi devo dire è proprio molto interessante, ma oltre a quello ho guardato ad esempio certi studi ovviamente sulle mude, sulle diciamo le tempistiche, Stokely mi viene in mente, ecco, però molti studi che hanno ovviamente guardato anche alle tempistiche del viaggio delle galee veneziane, quelle anche delle imbarcazioni private, quindi quello è stato fondamentale, diciamo. No, trovo anche molto interessante naturalmente il paragone tra via marittima e via terrestre. Poi bisognerebbe capire cosa partiva magari verso Bruges via terra invece, senza dover fare il giro per Porto Pisano. La curiosità sarebbe sapere quanto si fermava a Bologna di queste spezie, se può interessarle. Vedo che negli atti di locazione di immobili molto spesso si paga in denaro naturalmente, però c'è sempre l'obbligo, quasi sempre l'obbligo di pagare con una libra di pepe o un'oncia di zafferano. Anche, quindi una cosa che ha a che fare probabilmente con questo traffico di... sempre negli anni che sta studiando? Sempre nel 300, molto comune. Sì, interessante. Allora, io passerei all'ultima sezione delle mie domande, che è la parte metodologica. A questo punto, questa fonte che lei ci ha fatto vedere, che ci ha descritto, tra l'altro io ho visto le tabelle con tutto quello che passava in un giorno, in una settimana, in un mese e in un anno, perché il dottor Ognibene ha fatto un carotaggio, come dice lui, di queste fonti della fine del 300, scegliendo mi pare sia 89-90 l'anno che ha scelto. 88-89, sì. 88-89, ha scelto un giorno specifico in febbraio, perché poi la maggior parte di queste merci, di queste spezie, passa nel mese di invernali, quindi tra gennaio, febbraio e marzo, e qui ci fa venire in mente quanto bello doveva essere passare gli Appennini esattamente in quei mesi, non in primavera o dopo. E quindi c'è un giorno di febbraio, una settimana che include quel giorno, un mese e poi tutta l'annata, facendoci vedere anche tutta la varietà, che è enorme, di prodotti che venivano. Io ho un particolare interesse naturalmente per i tessuti, per le tinture, mi sembra che ci sia un materiale bellissimo che possa essere interessante per lei se vuole ampliare in un secondo tempo naturalmente l'arco delle merci prese in considerazione, e anche degli operatori che non sono tutti fiorentini, mi pare di capire, e altre persone che potrebbero avere interessi per delle merci specifiche, e che quindi se un giorno lei pubblicherà, come speriamo, la ricerca, sarebbe bello avere delle belle tabelle che insomma ci diano un quadro esaustivo. Però non è un materiale facile. Lei l'ha messo accanto alle lettere di vettura dell'Archivio Datini, per esempio, e lì si vede quanto l'Archivio Datini non sia poi questo, per quanto sia favoloso, e lo uso anch'io, non abbia tutto, perché le quantità e le tipologie di merci che passano attraverso le lettere di vettura dei Datini, dell'Archivio Datini, sono una minima parte, una piccola parte rispetto al traffico delle merci. Io vorrei chiederle, come si fa ad analizzare una fonte come questa, soprattutto con le differenze fra quello che ha per il 300, che mi sembra abbastanza completo, e il 400 che ci diceva è più frammentario negli anni? Come si fa per un periodo che va fino al 1410, dove c'è il sostegno
stupendo delle lettere datiniane, però lei arriva al 28 nella tesi, vorrebbe arrivare naturalmente giustamente a metà del 400. Come si lavora in quel caso con dei dati meno completi? Come fa a tener conto in questa analisi diacronica anche dei cambiamenti politici, istituzionali? Penso ad esempio alla creazione delle linee di navigazione di Galei dei Fiorentini, come cambiano la situazione, come cambia il contesto politico e istituzionale, anche nei rapporti politici tra Venezia e Firenze. È molto vasta come domanda, veda lei quanto... Cercherò di rispondere. Di rispondere in maniera completa. È una domanda e penso una provocazione anche molto corretta, molto giusta, perché effettivamente l'archivio Datini è stato, come dicevo prima, come ho detto più volte, è stato fondamentale, posto che ovviamente sarebbe sbagliato sostenere, penso per qualsiasi archivio al mondo, che sostenere che contenga tutte le risposte a tutto, ovviamente. Io l'archivio Datini penso, se dovessi darci un aggettivo, io lo definirei commovente, perché è un archivio che permette, che non è sempre fattibile come cosa, però permette di creare un dialogo veramente sincero con questi mercanti, entrare nelle loro vite, nelle loro aspirazioni, nei loro lutti. Io poi l'ho letto proprio durante la prima quarantena, il primo lockdown, quindi erano diventate ad un certo punto, come dire, visto che tra l'altro proprio in quegli anni a Bologna c'erano delle epidemie alla fine del 300, quindi era un dialogo sincero, devo dire, molto, molto bello, quindi ci sono legato molto affettivamente come studioso e anche come persona, se posso permettermi. Però ecco, effettivamente fino al 1410 danno una grandissima mano. Allora, è vero che morto Datini non è che come dire, i commerci cambino, chiaramente, anzi, questi mercanti continuano a lavorare tra di loro. Ci sono alcune pubblicazioni, tra l'altro, della Bologna commerciale o ad esempio del Banco Strozzi a Firenze e in altre città. Si vede ad esempio il figlio di Nello di Ser Bartolomeo, che è a Bologna nel 1425, e abbiamo un suo registro proprio del 1425, quindi lui continua comunque a collaborare con i nomi che vediamo nei registri, sono sempre gli stessi, dunque o magari hanno il patronimico del personaggio precedente, però i cognomi sono gli stessi, quindi è una rete fitta di persone che comunque, come spesso succedeva nel commercio tardomedievale, creano dei legami di fiducia che sono duri a morire, anche perché a ricreare da capo un legame di fiducia è lungo. I bolognesi che sono lì e scrivono al Datini chiamando il loro traffico, la loro attività, la chiamano il nostro antico traffico, nonostante abbia 30 anni, ecco, nel senso è qualcosa a cui sono legati e sono legati anche alle persone che sono lì. Allora, dalla fine l'archivio Datini io in realtà l'ho utilizzato soprattutto per studiare la famiglia più importante che è lì a Bologna, perché quella dei Nelli, appunto, di Nello di Ser Bartolomeo. E questo perché c'erano delle informazioni inedite su cui adesso sto scrivendo il secondo articolo, il primo sulle spezie, il secondo proprio su questa famiglia. E devo dire che mi è servito tantissimo, chiaramente. Da quel momento, diciamo che almeno mi ha permesso in un qualche modo di entrare nella forma mentis giusta per leggere, diciamo, questi traffici. Dal 400 non posso più fare affidamento ovviamente su quel tipo di fonte, che però è stata di sostegno, non è stata, diciamo, il pilastro fondante su cui ho sviluppato tutte le altre riflessioni. Ovviamente sapere che andavano a Firenze, che avevano dei legami, che non si fermavano a Firenze, ma queste merci andavano a Pisa e poi prendevano la via del mare verso altre regioni europee, quello lì mi ha permesso di aprire la strada ad altre riflessioni. Nel 400 però una cosa la sappiamo, ovvero che abbiamo meno registri, ovvero sono più cioè a livello continuativo coprono più anni, ci sono meno lacune, però ne abbiamo uno per ogni anno. Ma all'interno di questi registri spesso ci sono delle spedizioni che sono cancellate e c'è un riferimento a un altro registro, ad esempio
verso il 1421 mi pare, c'è un'informazione, ci sono 4 balle di pepe che sono cancellate, non sapremo mai il peso, mai quando partono, mai dove stavano andando, e c'è un riferimento che dice che è nel libro dei Nelli. Quindi anche in quegli anni c'erano dei nominali, è illogico pensare che una famiglia che vive lì e che ha sempre avuto determinati traffici smetta di scomparire, cioè scompaia all'improvviso sia negli universalia che nei nominali. Quindi i dati allora, prima di tutto a livello metodologico, i dati del 300 e i dati del 400 li tengo ben separati l'uno dall'altro, anche perché se io facessi un grafico con i dati del 1388 che fanno leva su 4 registri e li mettessi a fianco dei dati del 400, anche da un punto di vista visivo, i dati del 400 sembrerebbero nulla, mentre invece hanno una loro dignità, sono tanti. I dati del 400 a quel punto vanno interpretati, a mio avviso, io li ho interpretati in questo modo, come il dato minimo. Cioè, negli stessi anni c'erano altri registri che verosimilmente dimostravano che c'era la presenza di un traffico di merci che si andava a sommare a quello dei registri superstiti, che ovviamente sarebbe da pazzi cercare di ipotizzare, cioè non posso dire il doppio, il triplo, il quadruplo, sono 10 in più, chiaramente non ha senso, non avrebbe senso da un punto di vista storico e storiografico. Però c'erano, quindi ecco, mentre alla fine del 300 abbiamo un'immagine completa, possiamo dire, ecco, questi sono i quantitativi che verosimilmente sono passati lungo tutto l'anno, dal 400 in poi ci dobbiamo limitare a dire questi sono i minimi quantitativi che sono passati quest'anno da Bologna, che tra l'altro sono molto elevati, quindi ci lascia pensare che i traffici continuassero, nonostante anche i cambiamenti della scena geopolitica italiana nel 400. La ringrazio. Io direi che abbiamo toccato diversi argomenti e mi pare, grazie per tutte quante le spiegazioni, poi penso che sia stato molto chiaro, spero che sia stato molto chiaro anche per gli ascoltatori. Passerei di nuovo la parola alla regia se vuole aprire alle domande alla dottoressa Setti. Sì, stavo proprio attendendo un po' le conclusioni. No, avete veramente toccato vari argomenti. Intanto che attendo un po' che il pubblico carburi e digerisca tutta questa bellissima e molto chiara conversazione tra di voi, vi chiedo una piccola curiosità, non so se come mi potrete rispondere. Io sono veneta, ma sono pisana di adozione per motivi professionali, e allora ascoltandovi, voi avete citato Pisa e Porto Pisano un paio di volte almeno, mi chiedevo, dalla vostra documentazione, soprattutto da Daniele, dalle lettere che ha esaminato, dai documenti commerciali che ha potuto vedere, appare un giudizio, un'opinione sul mercato pisano più che su quello fiorentino, che mi sembra ben conosciuto dagli studiosi? Che tipo di impressione? Che si è fatta la domanda sul rapporto con Venezia, ma alla lunga e attraverso queste varie mediazioni che voi avete descritto così bene, qual era il rapporto anche rispetto al transito magari con il terminale, diciamo, pisano, tardo medievale? Beh, il rapporto non poteva che essere complicato, nel senso molto complicato, almeno fino all'acquisizione di Pisa da parte di Firenze. Chiaramente era un traffico fragile, effimero in molti casi, perché non sono pochi i momenti in cui c'era un embargo, in cui non potevano le merci fiorentine transitare a Pisa. Ci sono diversi esempi di questo, ma fortunatamente, e qui torniamo al discorso di prima dell'importanza della logistica, i fiorentini potevano contare su dei porti di ripiego, perlomeno, quindi mi viene in mente Talamone, Piombino, altri porti che
potevano essere utilizzati nel caso in cui Porto Pisano smettesse di essere accessibile ai fiorentini. Questo è, come insegnava Melis, questo è proprio l'aspetto interessante del commercio tardo medievale, cioè il grande mercante non si deve mai far trovare impreparato, deve avere una rete di contatti che gli permetta anche di fare delle deviazioni. E poi, come ricorda invece, come ha ricordato Luciana Frangioni, i vetturali in Italia, rispetto che in altre nazioni, tra l'altro, se andiamo a leggere la bibliografia sui trasporti inglesi o francesi, ci troviamo completamente in un altro mondo. In Italia i vetturali avevano sviluppato ottime capacità di deviare all'improvviso il cammino, anche perché si trattava di itinerari spesso stagionali, difficili da percorrere. Quindi il rapporto fra Pisa e Firenze in questo contesto è molto difficile. Io dai miei registri non lo sento. Ecco, non lo sento perché ovviamente io vedo che continua ad esserci un traffico verso Firenze, però attenzione, il traffico verso Firenze nei miei registri ha una giustificazione, cioè il fatto che venga sempre segnalato Firenze è che, come dicevo prima, delle esenzioni fiscali erano fatte per i fiorentini per essere fiorentini, ma soprattutto anche per quei fiorentini che inviavano merci ricevute via fiume a Firenze. Quindi io temo che qualche volta quelle merci non dovessero per forza andare a Firenze, però magari i fiorentini indicavano che la merce fosse destinata a Firenze per avere un'esenzione fiscale. No, molto, molto interessante, e mi ha impressionato molto appunto quanto tutto ciò dovesse dipendere dalla fiducia, dalle reti sociali, da reti sociali particolarmente solide instauratesi tra partner commerciali, in un periodo in cui tenere la logistica era effettivamente il problema fondamentale, se non uno dei problemi fondamentali. Certo. E a proposito di reti sociali, negli anni scorsi, come molto spesso succede nella storiografia, nelle scienze sociali, è andata molto di moda la social network analysis. E mi ricordo, quando ero studente, un bellissimo studio di Paget ed Ansel che era riuscito a rappresentare le reti fazionarie fiorentine dell'epoca di Cosimo il Vecchio, ma questo è un campo politico. Mi chiedevo, in campo economico, le fonti di storia economica, quindi per esempio i registri dei dazi di transito, così come altre tipologie di registri daziari, a tuo avviso rendono possibile una rappresentazione grafica di questi rapporti sociali di partenariato, diciamo, che esistevano tra mercanti di diverse città, se non tra gruppi di mercanti coabitanti nella stessa città in un determinato periodo? Secondo te è possibile raccogliere almeno l'estrazione di dati che permettessero una rappresentazione di queste reti? Allora, io parlo per quelli bolognesi chiaramente, perché sono quelli che conosco meglio, ecco, come registri del Dazio. Quelli sì, perché effettivamente, come facevo vedere nella prima slide, il fatto che ci sia anche segnato il mercante, diciamo, che era proprietario della merce, quello, come nel caso c'era Francesco Datini, che aveva il proprio segno sulla merce, che era il modo che utilizzavano i mercanti per far capire che quella merce apparteneva a Francesco Datini anziché a Silvestro Barducci. In quel caso quindi sì, perché io posso raccogliere un database del mercante che spedisce e dei mercanti che inviano la merce, quindi i mercanti con cui quel mercante aveva dei rapporti, teneva dei rapporti commerciali. Ecco. Devo però dire che, ecco, all'opposto che se non ci fossero stati quei due nomi, e non smetterò mai di ringraziare gli ufficiali del Dazio della Mercanzia di Bologna per scriverli, probabilmente non sarei mai riuscito a ricostruire il tessuto commerciale di riferimento, avrei fatto una grandissima fatica, pur con l'archivio Datini di Prato avrei fatto comunque fatica, perché mi sono serviti un po' da prova del 9 in un certo senso. Però ecco, nonostante questo, solo i registri del Dazio, senza delle lettere del carteggio commerciale, ecco, che ci permette di toccare gli uomini
gli uomini e le donne, perché poi ci sono anche moltissime lettere scritte da donne, non soltanto da Margherita Datini, che sono le più note, ma anche da altre che magari devono prendere in mano la compagnia del marito che è defunto improvvisamente, quindi per qualche anno devono anche soltanto gestirla prima che diventi una partnership con un altro mercante. Però ecco, queste, se vogliamo guardare le reti sociali, io penso che il carteggio permette di toccare con mano donne, uomini, e quindi di riuscire a ricostruirli non solo da un punto di vista burocratico, che aiuta, però non ci dice il punto di vista burocratico, quello dei registri del dazio della mercanzia, ci dice che Nello di Ser Bartolomeo, ad esempio, commerciava con Francesco Datini di Prato e quindi aveva una relazione, ma ci dà un dato quantitativo di relazione, non un dato qualitativo sulla relazione. Quello lo può dare solo il carteggio, cioè magari Francesco Datini aveva un'opinione pessima e quindi non voleva commerciarci. Ma non si può dedurre in base alla quantità di merci scambiati, uno non può costruire una teoria della fiducia. Cioè, secondo te una teoria della fiducia commerciale, non parliamo della fiducia o della stima personale, che è un dato molto variabile che, come dici giustamente, dipende da fonti più didascaliche. Ma un dato nella fiducia intesa in senso economico, secondo te il volume delle merci scambiate può, mi rendo conto che è una domanda un po' vaga, però può permettere di impostare una teoria del genere? Secondo me sì, cioè almeno è un ottimo punto di partenza, cioè nel senso, perché ovviamente se noi vediamo che, prendo sempre Nello di Ser Bartolomeo perché non tanto perché è il primo registro che ho studiato, però è della famiglia che ho studiato, diciamo, però è quella famiglia che ha solo dei nominali, cioè non compare mai negli universalia. Ecco, in quel caso allora si può dire che in quanto mercanti che si occupano del transito e hanno un proprio registro nominale, quindi riescono a fare da soli traffici molto elevati, vuol dire che effettivamente c'è un giro di fiducia da parte degli altri che è molto elevato. Ecco, questo sicuramente. Come punto di partenza, vedere che un mercante collabora tanto con un altro è sempre un ottimo segno. Ecco. Io quello che volevo dire è che ovviamente una volta fatto questo discorso quantitativo resta comunque sempre un punto di partenza, perché poi a me personalmente verrebbe voglia di vedere com'era, diciamo, questo rapporto lavorativo, se si fermava solo lì, se non si fermava solo lì, se c'era una fiducia diciamo a tutto tondo, se invece era una fiducia di comodo perché quel mercante era effettivamente bravo a gestire i traffici, ecco. Quindi, però è un ottimo punto di partenza, sicuramente vedere che un mercante collabora molto con un altro e gestisce molte delle sue spedizioni vuol dire che effettivamente è riuscito a conquistarlo in un qualche modo, l'altro sa che si può fidare di lui, ecco. Bene, no, non volendo monopolizzare la conversazione, invito nuovamente il pubblico che ci segue, non so in che misura, ma a veramente a interagire. Ricordo quali sono le modalità di interazione. Potete scrivere un commento, una domanda nella sezione commenti del canale YouTube della Deputazione di Storia Patria delle Venezie, oppure nella sezione commenti della relativa pagina Facebook. Se volete invece intervenire in cam e discutere con noi, scriveteci una mail all'indirizzo di posta deputazionevenezia@gmail.com. Nel mentre chiederei a Luca Molà se per esempio ha qualche altra questione da porre a Daniele Ognibene, se la ricerca di Daniele gli ha sollecitato qualche altra curiosità da approfondire. Beh, ne parlavamo già in passato con Ognibene, nel senso sì, no, curiosità da parte delle mie ricerche naturalmente. Ci sono degli elementi, ad esempio questa seta che passa da Bologna, pur essendo Bologna un centro industriale dove potrebbe fermarsi, che aprono anche quelle delle domande, degli scenari, giustamente
Ogni bene si è concentrato su alcune categorie di merci, ma là ci sono molte altre cose che potrebbero essere interessanti. Devo dire che proprio 2 giorni fa, dopo aver letto il paper, stavo controllando foto che ho fatto in archivio, perché non riesco ad andarci troppo spesso, dall'archivio di Lucca, ed è interessante vedere, glielo riferivo al dottor Ognibene, che 1390, 91, gli anni più o meno dei suoi registri, ci sono queste merci che arrivano da Bologna, transitano per Lucca e vanno a Pisa anche qua. È un itinerario che non è l'itinerario. Quindi insomma ci sono anche altre fonti che magari potrebbero, ma ne ha già abbastanza da fare, ma potrebbero arricchire in un secondo momento questo tipo di ricerca. Ecco. E credo che sia una fonte bellissima e complicata, come ha messo in luce anche dal punto di vista semplice nella sua struttura, ma complicata poi dell'analisi di lungo periodo. Però una fonte fondamentale. Sì, diciamo che il problema, ad esempio, l'ho interrotta, scusi, il problema secondo me è molto complicata, perché, come giustamente ha fatto più volte emergere il professor Molà nelle sue domande che mi ha fatto, ci sono tanti elementi di cui tener conto, cioè nel senso non è, se no, come dicevo all'inizio, si riduce tutto a raccogliere dei dati, a fare un grande database su un bel foglio Excel, però poi non si sa bene cosa farsene, mentre invece giustamente il professor Molà mi ha interrogato su come facciamo dopo il 1410, quando muore Datini, perché lì cade una colonna che era importante, non era portante, ma era sicuramente importante, e ci sono da considerare non solo lo spostamento di merci, ma il tragitto, i tempi, da dove proviene, quindi il contesto commerciale, il contesto politico, giustamente, e purtroppo il contesto, visto che sono mercati di transito, non mi posso anche fermare al contesto politico bolognese, perché non è importante quello, perché magari la scena politica è ottima a Bologna, ma non lo è a Venezia o non lo è in Medio Oriente, e chiaramente tutto questo ha un eco che arriva a Bologna nei registri, solo che riuscire a leggerlo, specialmente nel 400, quando c'è solo un registro, quindi non si riesce a capire se quello è il minimo o è il massimo per quell'anno, normalmente è il minimo. Non è facile, per quello io ho raccolto tutti questi dati quantitativi, ho deciso anche di fermarmi su una tipologia, una categoria merceologica, perché indagarle tutte voleva dire amplificare esponenzialmente tutti i contesti che dovevo analizzare, perché se mi mettevo chiaramente a guardare la seta, un prodotto molto caro, come ha ricordato anche il professor Molà, lui, avrei dovuto cominciare a cercare tutti i contesti commerciali della seta e cercare di indagarli prima di capire cosa volessero dire i numeri che trovo a Bologna. Allora l'ho fatto solo sulle spezie, perché chiaramente almeno era 1 su 100, ecco. Sì. Se posso dire una cosa che mi viene in mente, se non ci sono domande, ma velocissima. Sì. Io parlavo della Gabella di Lucca per gli stessi anni, il dottor Ognibene parlava per quella di Pisa, non so Genova perché so delle pubblicazioni di John Day degli anni 70, se non ricordo male, del 300, e non ho idea di quante altre fonti di questo tipo seriali ci siano in altri archivi italiani. Però sarebbe un bellissimo progetto di collaborazione tra vari studiosi, anche un progetto per un ERC di qualcuno che avesse voglia di mettersi a proporlo, però di mettere insieme, se ci sono anche soprattutto degli annate, dei periodi come la fine del 300 ad esempio, in cui si possono avere più centri in cui restano questo tipo di registri, con delle differenze naturalmente. Ad esempio a Lucca si cita chi importa di transito questa merce, ma non si cita chi l'ha mandata né chi la riceve, quindi ci sono delle differenze naturalmente, però lei faccia la sua ricerca e la pubblichi, e naturalmente questa è la cosa principale all'inizio, però sarebbe interessante pensare a una ricerca con altre realtà, con altre persone, con altri ricercatori naturalmente. Certo. Con altre fonti anche. Sì, prego, rispondi. Mi viene in mente, ad esempio, ecco, c'è stato ad esempio un importante progetto di ricerca che penso, io adesso non mi voglio sbagliare, però penso che stia per finire o è già finito, non mi ricordo onestamente, che il coordinatore scientifico era il professor Riccardo Rao dell'Università di Bergamo, che faceva
utilizzava proprio, era sulla circolazione, diciamo, delle merci e faceva ampio uso di registri del Dazio. Purtroppo sono arrivato un pochino tardi perché è iniziato nel 2017, mi pare. Io nel 2017 ho iniziato il dottorato, quindi a Ginevra. Per cui Ma non poniamo ipoteche sul futuro perché gli esercizi sono lunghi. E a tal proposito, Gianmaria Varanini postilla qualcosa di simile a quello che sta proponendo Luca Molà, lo sta facendo un PRIN guidato da Rao all'Università di Bergamo. Ecco, In contemporanea avete individuato una stessa potenziale fonte di collaborazione che poi in base ai prodotti della ricerca che emergerà, riguarda però prevalentemente l'area alpina, aggiunge Varanini. Quindi già questo è interessante, un raffronto tra le Alpi e gli Appennini, per esempio. La butto lì perché io non sono né medievista come voi né storica economica in senso classico. Quindi cioè, è come dire, questi grandi progetti sono dei grandi contenitori che hanno chiaramente un inizio e una fine, ma non escludono comunque delle evoluzioni entro le quali in un certo momento della proprio percorso ci si può inserire con qualche forma di collaborazione, se non insomma, di vera e propria partecipazione attiva. Insomma. Quindi non porti ipoteche sul futuro e direi, menzionavo prima le fonti, perché mi ha molto impressionato il fatto che tu sia riuscito a trarre delle conclusioni che mi sembrano solide da una fonte così dura, come direbbero anche i miei maestri, cioè una fonte così, come hai detto tu, molto poco didascalica, che si limita a un numero, a enunciare dei dati precisi, facilmente incasellabili in un database, ma che effettivamente non dice, per esempio, dove finiscono le merci, da dove partono, non è sempre intuibile. E quindi mi chiedevo, se ti chiedessero di far evolvere il tuo progetto in una direzione o in un'altra, da cosa partiresti? Cioè, che tipo di fonte aggiungeresti ai registri daziari che hai esaminato? Altri registri daziari, gli atti notarili, i registri contabili delle famiglie private? E qua penso alla Toscana perché ci abito, ma immagino che a Bologna possa essere diverso. Da dove partiresti se ti chiedessero di estendere il tuo progetto per altri 3 o 4 anni, per esempio? Dunque, sicuramente come primo passo finirei i registri bolognesi che purtroppo non sono riuscito a studiare per gli ultimi 20 anni del 400, quindi nel senso, cioè per gli ultimi 20 anni di quelli disponibili del 400, quindi dal 1428 passerei fino al 1448. Allora, per estendere effettivamente, io col fatto che mi sono focalizzato molto solo sulle derrate alimentari, le spezie, e in quanto soprattutto studioso di storia dell'alimentazione e del vino, è ovvio che per ingrandire questo progetto basterebbe anche soltanto inglobare tutte le merci, cioè studiarle tutte. A quel punto diventa però un progetto veramente molto ambizioso, molto, molto vasto, perché i dati sono tanti, sono affastellati nelle carte dei documenti, che possono essere anche di 50-60 carte l'uno, però ognuno con 10 ordini l'uno, quindi pensate quanti dati quantitativi che io purtroppo non sono riuscito a mettere giù. Quindi per prima cosa forse amplierei a tutte le merci, se c'è un interesse di guardare effettivamente il registro del Dazio nella sua completezza, anche proprio per valorizzarlo appieno, ecco. Dopodiché un'altra cosa da fare sarebbe ributtarsi senza indugi e senza paura anche negli archivi
mercantili, a partire dal caro Datini, che noi lo citiamo sempre, però ogni volta c'ha sempre qualcosa da dire. È pazzesco questo, nel senso è tutto per quanto, se vogliamo parlare di Bologna, c'è ancora tantissimo da scrivere sul carteggio datiniano, perché è stato normalmente analizzato a livello quantitativo, ovvero sono partite 3.000 lettere da Bologna, quindi Bologna vale X, mentre invece ad esempio le lettere di vettura non erano mai state studiate, sono stato il primo a prenderle in mano e sono 447 circa, se non ricordo male, da 440 a 450, quindi in realtà c'è tanto da dire anche su quello, e io mi ci rifionderei volentieri, perché danno delle informazioni molto utili, e riprendere di conseguenza anche il carteggio datiniano a Venezia, perché come dicevo prima, Bologna e Venezia, cioè Bologna senza Venezia è amputata a tutti gli effetti per il discorso del transito delle merci. Quindi allungare il periodo dell'anno, coprire tutte le merci e riprendere il carteggio mercantile, secondo me sarebbe già almeno un buon inizio. Poi da lì ovviamente andare anche a controllare altre fonti archivistiche, parlo per esempio, mi viene in mente a Firenze, a Pisa. Questo è molto, sicuramente sarebbe molto bello. Io attualmente fra i miei piani ho soprattutto quello di focalizzarmi sulla storia delle spezie, andando a guardare altri documenti, però io chiaramente ho studiato finora i registri dei dazi, quindi per me è come stare a casa a studiarli, ecco. Quindi Ma altri documenti sulle spezie li guarderesti appunto sempre a Bologna in questi registri che hai menzionato, oppure ti sposteresti a Venezia? Mi sposterei sia a Venezia che in altre città dove ho trovato anche su consiglio di maestri, e che ormai sono diventati più amici che maestri, però che mi hanno dato dei consigli su alcuni documenti da guardare, perché effettivamente, ripeto, all'inizio il mio piano era quello di dimostrare che Bologna era una sorta di seconda porta d'Oriente italiana, cosa che poi non avevo sbagliato del tutto, però mi sembra un po' esagerato, ecco. Anche se forse peccando di hubris ho un mio paragrafo nella mia tesi di dottorato effettivamente si intitola così, ecco. Ma però, serve anche quello. Poi ecco, sì. Però ecco, diciamo che ad un certo punto ho guardato in faccia la realtà e mi sono detto che potevo scegliere se fermarmi a Bologna e cercare disperatamente di dare un volto diverso alla mia città d'origine, oppure se guardare un po' più in là come mi suggerivano i miei documenti, e dire: riapriamo il dibattito delle spezie, che poi magari è un dibattito che non seguirò io, perché è tutto chiaramente è tutto incerto e bisogna ragionare giorno per giorno, però anche soltanto aver dato la possibilità a qualcun altro di prendere in mano questo e avere riaperto il dibattito, per me, devo dire, è stata la soddisfazione più grande nel mio dottorato. Se posso intervenire, proprio questo, anche se posso dire due cose. Uno, al di là di ogni bene, e che sta facendo benissimo, quindi non c'è problema nella sua ricerca. L'augurio è che questo sia da stimolo anche a riprendere in mano la storia economica di Bologna, la storia dei commerci fra tre e tutto il 400, che io sarò ignorante dal punto di vista storiografico, forse, insomma, mi pare che non ci sia molto, e quindi ben venga una ricerca su questo settore per una città così importante. La seconda cosa, do un annuncio, ma così, visto che siamo al Venice in question, sta partendo in questi giorni un progetto piuttosto grosso di digitalizzazione tra l'Università di Warwick e l'Università di Ca' Foscari e la Soprintendenza agli Archivi di Venezia, per la digitalizzazione dei documenti commerciali veneziani, e quindi soprattutto per quelli marittimi. Quindi l'ambizione è grossa, i soldi sono tanti ma non sono mai abbastanza. Faremo più avanti una presentazione, insomma sarebbe tutto il carteggio commerciale, tutte le dati, le fonti contabili, e partendo dal 300 arrivando alla fine del 700. Interessantissimo. Sì, veramente. L'ambizione è grossa alla partenza, poi ci sono tanti ostacoli anche tecnici e burocratici, però insomma, siamo molto contenti, faremo una presentazione. No, è un bellissimo annuncio, perché il professor Baranini, che riporto continua a commentare giustamente,
riporto gli ultimi 2 commenti. L'orizzonte però è oscuro, gli studiosi giovani in grado semplicemente di leggere questi testi sono rarissimi, per fortuna ne abbiamo uno qui, quindi. E poi giustamente dice hai ragione, non c'è nessuno a Bologna, solo Cinanti studia mercati, alimentazione alla Massimo Montanari. Qui non so se è un complimento o no, quindi giudicate voi. Massimo Montanari Questo è per me grande, è un'istituzione, è un grande studio, è un grande perfetto, perfetto. No, benissimo. E quindi bene, no, sono molto contenta di aver avuto l'annuncio in diretta di un nuovo progetto in corso di partenza tra 2 importanti università. Abbiamo Quindi già un ricercatore assegnato al progetto, quindi stiamo proprio partendo in questi giorni. bene, Bene, immagino ci siano prospettive di evoluzione ulteriore, Di insomma. mettere a disposizione un materiale vasto con una minima registrazione che renda possibile la ricerca a persone che sono negli Stati Uniti e non possono venire a Venezia ogni 2 giorni, Chiaro. Covid o non Covid, che noi certo. speriamo che non ci sia più in futuro, però insomma è un progetto che ambisce essere molto di servizio per la comunità accademica, per gli studiosi di storia economica in generale. Ok, vi segnalo che c'è il professor Müller che molto generosamente ci ha appena scritto una mail dove dice: ho una lettera proprio del 1388 da Venezia di Zanobi Gaddi a Francesco Datini a Firenze, scrivendo che ha appena acquistato 1000 libbre di chiodi di garofani che offre in vendita a Francesco di Prato. È un acquisto che si potrebbe seguire sapendo quindi da dove viene e dove finisce questo ammontare di chiodi di garofano che arriva a Bologna. Reinhold Müller. No, questo è bellissimo. Immagino sia una bellissima notizia. Poi ti inoltrerò il testo delle email, così se poi vuoi parlarne personalmente con il professor Müller. Molto volentieri. Sarebbe opportuno, insomma. Molto volentieri, anzi lo ringrazio molto per questo dato. Tendo a dire appunto che 1000 libbre, se l'ho capito male, 1000 diceva la mail. 1000 libbre, sì, confermo, 1000 libbre. 1000 libbre di chiodi di garofano, io non ho, come dire, qua la storiografia delle spezie, nel senso, a volte si è forse dimenticato di pensare a quante sono 1000 libbre di cosini piccolini così di chiodi di garofano, quindi lo ringrazio tantissimo, ma se gli fa piacere gli scriverò molto volentieri. Ed ecco, questo ad esempio è uno di quelli, Zanobi di Taddeo Gaddi è noto perché è uno dei più grandi collaboratori datiniani a Venezia. Quando muore tristemente in maniera prematura è proprio il fratello di uno dei mercanti di Nello di San Bartolomeo che lo sostituisce, fa questa, diciamo, questa compagnia in attesa che il figlio possa prenderla in mano, e la commissaria, ecco, non mi veniva il nome, viene chiamata la commissaria di Antonio di Ser Bartolomeo e Zanobi di Taddeo Gaddi. E ecco, questo è un esempio di come la fonte veneziana mi può aiutare, perché io ad esempio potrei trovare questi chiodi di garofano a Bologna negli anni in cui ho dei registri, e spesso l'ho fatto, come ho dimostrato nelle prime slide, diciamo, di quel confronto fra la spedizione e la lettera inviata. È chiaro che questo è veramente il bello, perché ci permette, come dire, ci permette di guardare la fonte avendo la prova del 9, che non è una cosa scontata, ecco. Benissimo, benissimo. Allora, attendiamo un minutino per vedere se altre sollecitazioni, commenti o questioni giungono, ma mi pare che abbiamo avuto anche dei buoni spunti anche nel corso del dibattito, e veramente spero che ti siano utili anche in un'ipotesi di pubblicazione del tuo lavoro, che immagino adesso ci voglia del tempo, perché se non ho capito devi discutere la tesi, Sì. l'hai terminata. Il 7 giugno devo discuterla. Quindi siamo prossimi, quindi
No, ti ringraziamo ancora di più dunque per aver partecipato a questa sessione di seminario, perché immagino anche la tensione del doversi preparare a questo appuntamento importante e poi la cosa positiva è che cade proprio all'inizio dell'estate, per cui Esatto. magari un momentino di riposo ce l'hai nel momento giusto. Sì. Mi sono preso questi ultimi 2 mesi, ho fatto le cose con più calma, devo dire, anche perché la pandemia, fare il dottorato in pandemia, soprattutto quando al centro della propria ricerca ci sono dei documenti archivistici, è stato... Ricordiamo a tal proposito che tu hai dovuto cassare 20 anni di ricerca proprio a causa delle limitazioni di accesso che ci sono state agli archivi, per carità. Limitazioni che paradossalmente dopo la pandemia continuano ad esserci, Sì. nel senso, però non voglio fare polemica. Non però dappertutto, diciamo ma archivi aperti normalmente è solo per constatare oggettivamente che le ricerche partorite tra il 2020 e il 2022 risentono di questo contesto. Cioè, io stessa per pubblicare un articolo non ho potuto fare tutti i controlli che avrei dovuto fare, cioè, certo. quindi Poi adesso archivi che prima erano aperti 10 ore al giorno, adesso sono aperti 4. Quindi, sì. Quindi purtroppo adesso non ci sono più restrizioni sanitarie, ma ci sono restrizioni organizzative. Si spera che col tempo la situazione migliori. Ti notifico che a Venezia è l'archivio riaperto, quindi da quello che ho visto, quindi se hai mire di ricerca su Venezia, l'orario e la consultazione è ritornato alle modalità pre-pandemiche sostanzialmente. Speriamo che accada così presto anche a Bologna. Sai che a volte ci sono anche dei problemi di finanziamento che determinano queste dinamiche, purtroppo. Ma infatti non voleva essere una polemica sterile, chiaramente. È sperare, è ribadire almeno in una piazza pubblica, e lo dico dalla mia totale piccola inesperienza, perché ripeto, devo ancora dottorarmi, non sono un pluridecennale ricercatore, ci mancherebbe, sono l'ultimo degli arrivati, però quanto sia importante veramente la ricerca archivistica. Noi storici senza l'archivio non viviamo, nel senso è fondamentale, se no ragioniamo di niente. Bene, no, infatti, bene, dai. Vedo che purtroppo non ci sono altre domande, quindi io veramente vi ringrazio entrambi per essere intervenuti. Ringrazio te, Daniele, che ci hai reso partecipi di un settore molto specialistico e quindi spesso che a livello di dibattito resta confinato tra certi tipi di campi specialistici, e questa è stata un'occasione anche per far conoscere questo tipo di ricerche ad un pubblico più ampio, che anche al di fuori di quello degli storici economici, quindi mi auguro che questo possa essere un motivo di soddisfazione per te. E ringrazio il professor Molà per averci aiutato nel discutere le ricerche di Daniele e per aver sostenuto appunto anche il dibattito successivo. Allora, io dovrei darvi appuntamento alla prossima sessione di Venice in Question, che però è ancora da confermare, quindi nel caso non fosse confermata vi darei comunque appuntamento per la prossima edizione, però speriamo di rivederci a giugno per l'ultimo appuntamento. Bene, grazie a tutti voi e grazie. alla prossima. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Grazie.